Buonasera e benvenuti al Ciriaci, questa è la 10ª giornata della Serie A2 di fronte Steaua 2005 e Jamaica Team. Azione della Steaua 2005, Stegaru se ne va sulla sinistra, il sinistro di Stegaru che fulmina il portiere del Jamaica Team. 1-0 per la Steaua 2005, subito in apertura. Prova la reazione il Jamaica Team con Funicelli, chiude troppo però il suo destro. Sotrokan in attacco per la Steaua, appoggia per Ganea, può piazzarla, la piazza fuori. Moldoviano servito da fallo laterale, prova il destro, bella parata di Amendola in angolo. Steaua 2005 che continua con l'offensiva, il pallonetto fuori di un nulla di Stegaru. Stegaru buona azione in dribbling, riesce ad andarsene. C'è Paisa che si libera, servito, trova il 2-0, Paisa sbaglia, l'intervento Amendola ci va col piede destro, 2-0 della Steaua 2005, ha segnato Paisa. Sta per partire Lecci con la traiettoria col destro e Sanu respinge con un pugno. Steaua in avanti, cross deviato, la palla si impenna, scende tra i piedi di Sotrokan, controlla, va col destro, palo e poi la carambola sfortunata su Amendola, goffo anche in questo caso. 3-0 per la Steaua 2005, la firma di Sotrokan. La Steaua 2005 nonostante in vantaggio di 3 reti continua ad attaccare con Bogoiu. Bogoiu porta palla bene, dribbla un uomo, la mette dentro e appoggia facile facile Dogario alle spalle di Amendola, stavolta incolpevole. Il 4-0 della Steaua 2005 che la chiude qui. Jamaica Team totalmente in bambola, non difende più, 2 contro 2 della Steaua, se ne va Dogario che in diagonale con rabbia trova il 5-0 proprio sul fischio finale del direttore di gara che consegna appunto la vittoria per 5-0 allo Steaua 2005 sul Jamaica Team. Sicuramente noi paghiamo anche pegno del fatto che siamo nuovi di questa categoria. L'anno scorso abbiamo fatto un buon campionato ma ci siamo trovati molto in difficoltà come sta accadendo quest'anno, solo che troviamo squadre molto più attrezzate dell'anno passato e naturalmente ci mettono in difficoltà.